Buonasera a tutti, bentrovati, bentornati per chi come me ha finito le vacanze. Io sarò in studio dal 5 settembre, sarò operativa e ci tenevo a fare una breve chiacchierata con voi, anche perché a settembre ricomincia tutto. Ricominciano le attività lavorative, le attività scolastiche, le attività sportive e si ricomincia a mangiare in modo sano, no? Si riprendono le sane abitudini, i buoni propositi. Perciò quale buon momento per iniziare un percorso alimentare personalizzato, ecco. Ho sempre detto anche nei video precedenti che non esiste il momento migliore per iniziare a mangiare in modo sano ed equilibrato, con gusto, anche perché la dieta è il nostro stile di vita, quindi dovremmo farlo sempre, no? Dovremmo seguire sempre un regime alimentare adeguato, anche durante l'estate, anche sotto l'ombrellone, no? Per esempio, togliendoci quegli sfizi che magari ci fanno sentire anche in colpa a volte, ma in realtà è vita e convivialità, no? Che vita sarebbe senza un dolcino, senza una bibita ogni tanto, no? E quindi è necessario che niente venga vissuto con senso di colpa, ma che tutto sia adeguato ed equilibrato al nostro stile di vita, alle nostre abitudini. Quindi vi aspetto. Sarò operativa dal 5 settembre in studio e vi aspetto per iniziare un percorso alimentare personalizzato. Vi aspetto per le nostre chiacchierate perché io adoro chiacchierare con i miei pazienti e magari sfatarvi qualche mito, qualche falso mito. E comunque se avete domande, dubbi, curiosità, ecco, potete anche scriverlo in fondo al video, così magari quando farò una diretta o un altro video saprò di cosa parlarvi, quello che vi interessa, ecco. Quindi io per il momento vi saluto e vi aspetto in studio. Mi raccomando, settembre, il mese dei buoni propositi, della motivazione, dell'inizio. Quindi iniziamo col piede giusto. Va bene? Buona serata a tutti.